Siamo pronti, il calendario ormai è stato stilato, si parte appunto domenica 18 di gennaio con le sfilate di Tarso e di Pieve del Grappa e appunto abbiamo un mese di appuntamenti. Gli appuntamenti sono tanti, sono addirittura 28 tra sfilate e eventi per famiglie, per arrivare appunto al martedì grasso con le sfilate di Conegliano e di Treviso. Abbiamo un centinaio di carri coinvolti, accompagnati da 9.000 figuranti. 23 sono i comuni che sono appunto interessati dalla nostra kermesse, dalla nostra manifestazione e quindi ci attendiamo di avere tanta gente, tante persone che ormai da tanti anni ormai conoscono questa manifestazione. Speriamo appunto di arrivare alle 300.000 presenze. La difficoltà sta qualche volta quando il periodo è medio-corto come anche quest'anno, come sarà purtroppo anche il prossimo anno ancora più corto, è l'innesto anche di qualche nuova sfilata, perché non c'è alternativa, dobbiamo andare in contemporanea. Casale sul Sile non è stato così difficile perché appunto è un'amministrazione molto preparata, molto collaborativa, anzi ci ha anche spronato a fare cose anche in certo modo, anche in maniera molto rigoroso, e quindi la sfilata di Casale sul Sile ritorna ad essere realizzata dopo addirittura 40 anni, diceva anche prima il sindaco, e quindi sabato 24 gennaio sarà a Casale sul Sile la sfilata dei Carnevali di Marca. In occasione del galà conclusivo, che è un'occasione per ritrovarci con le amministrazioni, per ringraziare le amministrazioni, ringraziare gli sponsor, tutti i volontari, è un'occasione anche per ritrovare tutti i vari protagonisti, i carri, i figuranti. Tanto per dire, siamo più di 400 in quel salone a San Benedettino, in occasione della quale appunto c'è l'estrazione del biglietto vincente del primo premio, che è una nuova Opel Corsa 5 porte, ma anche degli altri 29 premi inseriti in questa lotteria del valore appunto totale di 25.000 euro. Una bella serata divertente, anche della quale c'era anche qualche sorpresa.